Diventa definitiva la condanna a 24 anni di carcere nei confronti di Gaetano Sciortino, operaio di 61 anni, per l'omicidio di Giuseppe Miceli, marmista di Cattolica Eraclea, ucciso il 6 dicembre del 2015 all'interno del suo laboratorio in via Crispi. Questo quanto disposto dalla Cassazione, che nel rigettare il ricorso della difesa ha messo il sigillo su una vicenda giudiziaria lunga e complessa. Nelle prossime ore dunque potrebbe arrivare anche l'ordine di carcerazione per Sciortino per scontare la pena ormai diventata definitiva. I familiari della vittima, costituiti di parte civile, sono rappresentati dagli avvocati Antonio Gaziano e Rino Di Caro. L'operaio invece è difeso dagli avvocati Santo Lucia e Giovanna Morello. A 11 anni dai fatti si chiude così un caso che è stato caratterizzato da ben 4 processi tra condanne e assoluzioni. La Corte di Assise di Agrigento, in primo grado nel 2022, aveva inflitto 24 anni di carcere a Sciortino nonostante la richiesta di ergastolo avanzata dalla Procura. In secondo grado invece il ribaltone con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Poi un nuovo colpo di scena con l'intervento della Cassazione che annullò l'assoluzione disponendo un nuovo processo bis al margine del quale sono stati inflitti 24 anni di reclusione all'imputato. Oggi la condanna divenuta definitiva. L'omicidio di Miceli, un piccolo artigiano di Cattolica Eraclea, si è consumato nel dicembre del 2015 con il ritrovamento del cadavere all'interno del suo laboratorio, che ha agito l'ha fatto con estrema efferatezza, utilizzando come armi del delitto alcuni attrezzi e un acquasantiere in marmo. Gaetano Sciortino veniva arrestato dai carabinieri 2 anni dopo. A incastrarlo, secondo l'ipotesi accusatoria, ci sarebbero stati diversi elementi, tra cui il ritrovamento di una scarpa in un'area rurale, la cui impronta sarebbe compatibile con quella repertata dal RIS sulla scena del crimine, il presunto pedinamento del giorno precedente e la distruzione di alcune punte da trapano da parte dei figli dell'imputato intercettati che appartenevano alla vittima. Il movente del delitto, secondo quanto scritto nella sentenza della Corte di Appello di Palermo, sarebbe di natura economica, prima il furto di una valigetta con degli attrezzi di valore, poi una rapidissima escalation di violenza culminata con una rapina finita nel sangue. L'ipotesi, fino alla sentenza del processo bis, non era mai stata pienamente sposata neanche nella fase di emissione della misura cautelare nei confronti dell'operaio.